Violento incendio sulle alture di Cogoleto, in fiamme un centinaio di ettari di bosco, sfollate nella notte 47 persone, emergenza rientrata in mattinata. Domani ancora scuole chiuse, l'origine forse un guasto ad un palo della linea elettrica. Botta e risposta tra Comune e ASL 4 sul futuro dell'ospedale di Sestri Levante. Il sindaco Ghio punta il dito sui 3 piani vuoti, mentre l'azienda rassicura il potenziamento è ben definito e sarà realizzato. Luci e ombre nel disegno di legge regionale sul riordino delle aree protette della Liguria. L'analisi di Federparchi, bene la valorizzazione delle aree protette, meno bene la riduzione dei confini. Roma sia all'altezza della sua storia e affronti la sfida epocale dell'accoglienza. Così il Papa, nella visita al Campidoglio, Francesco è stato ricevuto dal sindaco Virginia Raggi. Cosa ci chiede il Signore? È la domanda che fa da sfondo alla visita pastorale, lo ha detto Monsignor Tanasini, aprendo la serie di incontri con le comunità di Santa Margherita, San Michele e Portofino. Una giornata all'insegna dei valori dello sport. L'Ufficio diocesano per la pastorale sportiva ha coinvolto 3 pullman di appassionati di pallavolo per il match di Serie A tra Milano e Perugia. Buonasera ai telespettatori di Tigulli Oggi. La situazione è sotto controllo, ma l'attenzione resta alta per la presenza ancora del vento forte. È stato spento in mattinata il vasto incendio boschivo che dalla scorsa notte ha interessato le colline alle spalle di Cogoleto. Una cinquantina gli sfollati che questa mattina sono ritornati nelle proprie case, a parte 2 famiglie le cui abitazioni hanno subito danni. Domani le scuole resteranno comunque chiuse. Si indaga sulle cause del rogo, anche se sembra venire meno l'ipotesi dolosa. Vediamo. Le operazioni di bonifica e di controllo potrebbero andare avanti diversi giorni. È stato però spento in tarda mattinata l'incendio che dalla tarda serata di ieri ha interessato le alture del comune di Cogoleto, in località Capieso, nel ponente genovese. Secondo una prima stima della direzione operativa dei soccorsi dei vigili del fuoco, sono stati oltre 100 gli ettari di vegetazione andati in fumo. Il fronte delle fiamme, sospinte dal forte vento che non ha smesso di soffiare durante tutta la notte, ha attraversato un intero quartiere collinare. Una cinquantina le persone che hanno dovuto abbandonare le proprie abitazioni, quasi tutte rientrate nelle loro case questa mattina, a parte 2 nuclei familiari per un totale di 4 persone ospitate in albergo perché hanno avuto la casa danneggiata. La paura di rimanere intrappolati nelle fiamme è stata tanta. Ha toccato in maniera particolare un quartiere dove vivono quasi 800 persone e poi nella parte bassa altre 1000. Naturalmente quando si toccano le case il problema diventa più preoccupante. Anche domani a Cogoleto le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse. Difficile risalire con esattezza l'origine dell'incendio data dall'ampiezza del fronte di fuoco. La procura questo pomeriggio ha sequestrato un cavo di un traliccio in località Salita Magetti. Sono stati i carabinieri della Forestale a indicarlo come possibile causa, escludendo quindi il gesto doloso. Un testimone avrebbe visto cadere un palo della luce prima del divampare delle fiamme. Il sostituto procuratore Fabrizio Givri in ogni modo ha aperto un fascicolo per incendio colposo a carico di ignoti. Un centinaio gli uomini dei vigili del fuoco e dei volontari che hanno operato per avere ragione dell'incendio, aiutati dal lavoro di 2 Canadair e l'elicottero. Pesanti le ripercussioni anche sul fronte del traffico autostradale, rimasto bloccato per diverse ore proprio a causa del fumo e delle fiamme. In tarda mattinata la circolazione è stata riaperta in entrambe le carreggiate, ma dovranno essere ripristinati i danni. Il problema dell'autostrada è dovuto al fatto che il fuoco questa notte ha saltato sull'autostrada e ha anche bruciato, mi dicono, alcune strutture antirumore e naturalmente questa operazione ha fatto sì che poi l'incendio si propagasse al di sotto della città di Cogoleto, quindi non solo nelle alture ma è arrivato fino al mare, ecco questo è il dato. Cioè questa notte sono bruciate 2 palme, quindi è arrivato proprio in passeggiata. E ancora incendi, vigili del fuoco, una squadra del distaccamento di Chiavari e 2 provenienti da Genova e 2 squadre dei volontari antincendio boschivo del Radio Club Levante sono stati impegnati questo pomeriggio in Val d'Aveto per spegnere un incendio divampato in località Cerisola nel comune di Rezzoaglio. L'allarme è scattato intorno alle 17, al momento le fiamme risultano spente ma la zona resta presidiata per sicurezza. I vigili del fuoco del distaccamento
l'intervento di Chiavari sono stati impegnati invece questa mattina a Cicagna per un incendio che ha interessato un garage. L'allarme è scattato poco dopo le 11, sul posto anche i volontari di Croce Rossa di Cicagna. L'intervento si è concluso alle 14, fortunatamente non si registrano gravi danni a cose né tantomeno a persone. E resta in vigore anche domani, anche se la situazione è destinata a migliorare, l'avviso per vento forte emesso dalla Protezione Civile, vento che è causa dei incendi, che soffia sugli incendi che sono divampati in queste ore. Le raffiche di burrasca da nord e nord-est oggi hanno toccato punte di 140 km orari, come vediamo dai dati della centralina ARPAL del lago di Giacopiana. Il vento ha divelto anche una parte di tettoia del casello autostradale di Lavagna. Una corsia di uscita è rimasta chiusa per le operazioni di ripristino. Questa mattina invece i pompieri di Chiavari sono intervenuti a Santa Vittoria di Libiola, a Sesti Levante, per un albero pericolante che rischiava di cadere. L'intervento pochi minuti prima delle 9. E intanto la neve è tornata a imbiancare le vette della Val d'Aveto. Il rapido passaggio perturbato di questa notte e il contestuale abbassamento delle temperature ha fatto cadere i fiocchi che hanno ricoperto i tetti di Rocca d'Aveto, il Prato della Cipolla e la vetta del Monte Bue. Qui la colonnina di mercurio questa mattina è scesa a meno 6,3 gradi centigradi. Nel corso della mattinata le nuvole hanno lasciato il posto al cielo sereno. Si protrae il periodo di assenza di precipitazioni. Per vedere la pioggia si dovrà probabilmente aspettare la prima settimana del mese di aprile. Voltiamo pagina, torniamo sulla riorganizzazione ospedaliera della ASL 4. Il tema è stato affrontato in diretta TV con l'assessore regionale Sonia Viale. Un'occasione per parlare del futuro dell'ospedale di Sestri Levante. Regione e azienda sanitaria garantiscono l'impegno per il potenziamento del nosocomio. Vediamo il servizio. Ancora un botta e risposta tra Comune e ASL sul futuro dell'ospedale di Sestri Levante. La sindaca Ghio punta il dito sui 3 piani rimasti vuoti e manifesta dubbi sul piano regionale di sviluppo del nosocomio. Le parole possono essere anche condivisibili, il potenziamento della riabilitazione, dei servizi diagnostici dell'ospedale del territorio, ma anche nel piano non è contenuta una riga rispetto agli incrementi di risorse necessari per attuare questi potenziamenti. Arriva in diretta TV la risposta dell'assessore regionale Viale. Un ospedale non si riempie, dice, ma si valutano gli spazi in base alle necessità del territorio. Viale rassicura poi sull'impegno della regione. Perché non è che si improvvisano i processi amministrativi, ci sono alcuni processi che vengono fatti dagli uffici, magari non sono conosciuti, ma sono fatti, e se adesso siamo pronti a partire con i lavori è perché c'è a monte un impegno forte della ASL di mesi. Sul potenziamento dell'ospedale di Sestri Levante arrivano garanzie anche dalla direttrice generale della ASL 4. Siamo assolutamente pronti a tranquillizzare tutti che il mandato dell'ospedale di Sestri Levante è un mandato importante, è un mandato forte e verrà realizzato nei tempi necessari. Si tratta di un percorso di riorganizzazione articolato che, dovendo dare risposta a bisogni di salute complessi, non si realizza in un giorno. La riorganizzazione ospedaliera va nella direzione auspicata tempo fa dal Comitato Assistenza Malati Tigullio, che per bocca del suo presidente invita anche Rapallo a condividere sino in fondo il cammino intrapreso. Bisognerebbe che fosse il sindaco di Rapallo fosse altrettanto lungimirante come è stata la Ghio, che poi ha lasciato andare, non si è messa di traverso. Quello di Rapallo dovrebbe fare in modo che questa riorganizzazione sia completa. Per l'ospedale di Rapallo i privati non sono la soluzione, a dirlo il consigliere regionale 5 Stelle Fabio Tosi. Regione e ASL, dice, facciano una volta per tutte il quadro della situazione del personale in servizio nella ASL del Tigullio e si rispetti il voto del Consiglio regionale per il potenziamento del punto di primo intervento dell'ospedale rappallese. Il consigliere comunale 5 Stelle Federico Solari invece accusa l'amministrazione Bagnasco di aver cambiato idea, convintamente contraria ai privati fino a pochi mesi fa, sostiene Solari, ora è invece favorevole. Per la politica amministrativa pareggia 6.928.000 euro il bilancio di previsione 2019 del Comune di Cogorno. Il documento contabile è stato approvato nel corso della seduta del Consiglio Comunale di ieri sera. Le entrate correnti nel 2019 ammontano a 4.600.000 euro. Le voci più significative restano l'IMU, 1.270.000 euro, l'addizionale IRPEF che resta invariata e la Tari, 950.000 euro, che va a pareggiare i costi di gestione con una raccolta differenziata
finanziata arrivata al 68%. Per quanto riguarda le uscite, nel triennio 2019-2021 sono previsti 1.100.000 euro di investimenti, di cui 676.000 solo nel 2019. Tutti i servizi per i cittadini sono stati confermati. È un bilancio sano nonostante abbia visto confermato il taglio dei trasferimenti dallo Stato, che per noi ha inciso in maniera significativa sulla gestione delle spese correnti, ha spiegato l'assessore al bilancio Sergio Segalerba. Un'altra attività importante svolta dall'Ufficio Tributi sarà il recupero dell'evasione tributaria, che nel 2019 si stima ammontare a circa 115.000 euro tra IMU e Tari. L'amministrazione, anche per il triennio 2019-2021, non prevede l'accensione di alcun mutuo. L'indebitamento complessivo del Comune è passato da 3.173.000 euro nel 2014 a 2.123.000 euro nel 2018, un calo del 32%. E apriranno domani nuovi uffici del Comune di Cogorno in un fondo di circa 100 metri quadrati a piano terra al lato del Palazzo Municipale. Saranno trasferiti l'Ufficio Tributi e quello dei Servizi Sociali. Non potendo realizzare un ascensore dentro il municipio, il Comune ha acquistato questo spazio nel 2017. Gli sportelli saranno così maggiormente accessibili, non ci saranno più barriere architettoniche e ci sarà anche più privacy. Infine, di recente è stato ristrutturato l'ufficio anagrafe, che ora si presenta con nuovi arredi e impianti. Prima discussione oggi in Regione sul disegno di legge sul riordino delle aree protette della Liguria. Le associazioni ambientaliste sono fortemente critiche. Federparchi Liguria invece promuove la legge per alcuni aspetti, ma chiede di rivederne altri. La richiesta avanzata in maniera unanime è quella di concedere altro tempo per approfondire gli aspetti più delicati. Vediamo. Bene la gestione organica di tutte le aree protette della Liguria, la promozione dei prodotti agricoli, la possibilità di accedere in via prioritaria ai fondi europei e nazionali. Meno bene la riduzione del territorio dei parchi. Si può riassumere così l'analisi di Federparchi circa il disegno di legge regionale sulla rivisitazione delle aree protette della Liguria, che oggi inizia il suo iter in Consiglio regionale. L'organismo di rappresentanza dei parchi liguri approva in particolare 3 aspetti. Innanzitutto il riconoscimento di un unico sistema regionale delle aree protette della Liguria, il che non lede l'autonomia gestionale ma va nella direzione di una maggiore organicità nelle scelte strategiche. C'è poi un altro aspetto caro soprattutto agli operatori economici presenti all'interno dei parchi, la valorizzazione dei prodotti tipici locali attraverso la promozione del mercato estero, ovvero il commercio online con il marchio del parco di appartenenza, però valore aggiunto di non poco conto. Infine, ma non meno importante, la possibilità di accedere in via prioritaria ai finanziamenti europei e nazionali concessi ai parchi, ai comuni che ne fanno parte e agli operatori che lavorano nel territorio protetto. Questi dunque gli aspetti positivi. Fra quelli discutibili invece per Federparchi c'è al primo posto la riduzione dei territori protetti e se da un lato c'è discrepanza fra i numeri, c'è chi dice che la riduzione sarebbe di 1.000 ettari, chi invece sostiene sia ancora meno, di sicuro ci sono le conseguenze di tale taglio, ovvero una più difficoltosa gestione delle problematiche che più stanno a cuore a chi il parco lo vive e lo abita. I confini delle aree protette, spiega Roberto Costa, presidente di Federparchi Liguria, devono tenere conto della manutenzione della rete sentieristica che per sua natura non può avere confini decisi a tavolino e degli spostamenti della fauna selvatica, per la quale spesso sono necessarie azioni di contenimento. Posto che le aree parco devono essere contigue fra loro e non frammentate, occorre considerare, conclude, che c'è un motivo se i confini sono previsti nel piano del parco, strumento amministrativo che si aggiorna ogni 10 anni. L'ipotesi di definire i confini dei parchi per legge, insomma, per Federparchi deve poter ammettere un margine di flessibilità che possa soggiacere alle volontà espresse dalle comunità locali. E c'è un aggiornamento sulla votazione della legge sui parchi in Regione, andiamo a leggerla sul sito di ANSA Liguria. È saltato per la terza volta consecutiva in 3 settimane il voto sul disegno di legge per il riordino dei parchi liguri. L'ostruzionismo delle opposizioni oggi pomeriggio a Genova in Consiglio regionale ha impedito il voto. La conferenza dei capigruppo convocata dal Presidente dell'Assemblea Alessandro Piana ha deciso di rispettare il termine previsto per la seduta odierna delle 18 e di rinviare la discussione e il voto al 9 aprile. La proposta del capogruppo di Forza Italia Angelo Vaccarezza ad andare avanti ad oltranza non è stata nemmeno votata.
E Donatella Bianchi, giornalista spezzina e presidente del WWF Italia, sarà la prossima presidente del Parco delle Cinque Terre. La Regione infatti ha condiviso la scelta indicata dal Ministro dell'Ambiente, Sergio Costa. Dichiara Donatella Bianchi: sono certa che con la collaborazione di tutti riusciremo ad avviare un nuovo percorso virtuoso in grado di stimolare un rilancio del sistema parchi nazionali e delle aree marine protette, che rappresentano il cuore del nostro capitale naturale e che fino ad oggi troppo spesso sono stati trascurati. E anche un altro cambio: Vincenzo Ciarambino è il nuovo questore di Genova. Questa mattina si è svolta la cerimonia di insediamento con la deposizione di una corona d'alloro alla lapide dei caduti della Polizia di Stato. Ciarambino subentra a Sergio Bracco, da oggi capo della questura di Milano. Classe 1961, è entrato in polizia nel 1988, ha diretto gli uffici investigativi di Venezia e Bologna, è stato vicario a Varese e Genova, in seguito promosso dirigente superiore e poi è stato nominato questore di Lucca e di Brescia. Per la cronaca, i carabinieri hanno dato esecuzione ad un ordine di arresto emesso dal Tribunale di Padova nei confronti di un pluripregiudicato 47enne di Napoli. L'uomo, che si trovava agli arresti domiciliari in una comunità terapeutica di Chiavari, deve scontare una pena di quasi 4 anni di reclusione per reati contro la persona e il patrimonio, associazione a delinquere, spaccio di sostanze stupefacenti e porto abusivo di armi. Arrestato è stato associato alla casa di reclusione di Chiavari ed è stato identificato e denunciato per furto con destrezza l'autore del furto messo a segno nei giorni scorsi all'interno dell'ospedale di Sestri Levante. Si tratta di un uomo di 57 anni già conosciuto alle forze dell'ordine. Il ladro si è impossessato di un borsello contenente documenti e la somma di 100 euro di proprietà di un'infermiera che, accortasi del fatto, ha sporto denuncia ai carabinieri. Voltiamo pagina. Questa mattina il Campidoglio, sede del Municipio di Roma, ha accolto Papa Francesco, quarto pontefice a recarsi al Colle Capitolino per una visita ufficiale al Comune di Roma. Il sindaco Virginia Raggi ha annunciato l'istituzione di una borsa di studio e l'intitolazione della sala della piccola promoteca alla lettera enciclica Laudato Si. Da Francesco è arrivato l'invito: Roma sia all'altezza della sua storia e affronti la sfida dell'accoglienza. La storia millenaria della città eterna, il dialogo nel reciproco rispetto tra il potere temporale e quello spirituale, la questione dell'accoglienza e del servizio, soprattutto reso a quanti sono ai margini, quasi scartati e dimenticati. Sono questi i temi toccati da Papa Francesco nel discorso tenuto nell'aula Giulio Cesare all'amministrazione di Roma durante la sua visita in Campidoglio. Diversi momenti dall'accoglienza del sindaco Virginia Raggi, con la quale si affaccia dal terrazzo di Palazzo Senatorio, poi il colloquio privato con il primo cittadino, l'incontro con gli altri amministratori e la firma del Libro d'Oro Capitolino. Papa Bergoglio ha ringraziato tutti per l'accoglienza e la collaborazione prestata dalle autorità cittadine e a quelle della Santa Sede in occasione del Giubileo straordinario della Misericordia, così come per la celebrazione di altri eventi ecclesiali. Nel suo discorso Francesco si è poi offerto di collaborare con i poteri civili e con la cittadinanza per mantenere alla città il suo volto più nobile, i sentimenti di amore cristiano e di senso civico. Roma, città ospitale, è chiamata ad affrontare questa sfida epocale nel solco della sua nobile storia, ad adoperare le sue energie per accogliere e integrare, per trasformare tensioni e problemi in opportunità di incontro e di crescita. Roma, fecondata dal sangue dei martiri, sappia trarre dalla sua cultura, plasmata dalla fede in Cristo, le risorse di creatività e di carità necessarie per superare le paure che rischiano di bloccare le iniziative e i percorsi possibili. Questi potrebbero far fiorire la città, affratellare e creare occasioni di sviluppo, tanto civico e culturale quanto economico e sociale. Roma, città dei ponti, mai dei muri. Veniamo adesso in diocesi con la liturgia della parola animata dai cori di tutte le comunità parrocchiali dell'ambito. È iniziata la visita pastorale di Monsignor Tanasini alle parrocchie di Santa Margherita Ligure, San Michele di Pagana e Portofino. Monsignor Tanasini qui trascorrerà 2 settimane intense. Questo pomeriggio la visita a San Lorenzo della Costa per incontri personali con fedeli e celebrare la Santa Messa. Vediamo l'apertura della visita pastorale.
In un clima di famiglia si è aperta la visita pastorale di Monsignor Alberto Tanasini alle comunità dell'ambito di Santa Margherita Ligure, San Michele di Pagana e Portofino. 7 parrocchie radunate per accogliere il pastore della diocesi. Nella liturgia della parola il vescovo ha sottolineato lo scopo della visita pastorale. Cercare insieme le strade per essere comunità cristiana che obbedisce al suo Signore e desidera vivere più intensamente la propria vita di fede, di speranza, di carità. Tutti gli incontri che farò e ai quali parteciperete vogliono essere questo. Oggi cosa ci chiede il Signore? Il programma è ricco e articolato. In questi prossimi giorni il Vescovo sarà un po' nelle diverse parrocchie ogni giorno, celebrerà la messa feriale e nel pomeriggio chi ha piacere, desiderio così di un colloquio, di un incontro con lui, basta che lo segnali ai parroci e organizziamo. 2 di appuntamenti che esulano dal contesto strettamente ecclesiale. Venerdì 29 marzo alle 21 al Cinema Centrale un dibattito aperto a tutti sul senso della fede oggi nella comunità. Domenica 31 marzo alle 15 l'incontro con il mondo del lavoro e gli operatori turistici. Ci mettono anche un po' curiosità perché desideriamo incontrare davvero più possibile tutti, ma nel senso che chiunque si possa sentire davvero a casa sua, ecco, in quei momenti. Il chiamato è il battezzato, in quanto battezzato tutti siamo chiamati, quindi tutti si devono sentire coinvolti. Il primo coinvolgimento è il dono della preghiera che ciascuno di noi può vivere singolarmente o anche all'interno della comunità, quindi quel noi rientra dentro la comunità, quindi tutti siamo coinvolti a partecipare al cammino della visita pastorale. Alla liturgia della parola è seguito un momento di festa nei locali parrocchiali. Ci accostiamo con lo spirito di famiglia. Vorrei sottolineare proprio quello che ha detto il Vescovo questa sera a noi, dicendo che è proprio questo lo spirito giusto. Ci siamo preparati così, sia per i canti e per tutto il resto. Allora io spero che insomma si possa uscire, si possa concludere questa visita pastorale con ancora più voglia di tirarsi sulle maniche, e sia i giovani sia anche i meno giovani, e direi che insomma abbiamo cominciato bene secondo me. Nel fine settimana si celebra la 18ª giornata nazionale Unitalsi. In oltre 3.000 piazze italiane i volontari offriranno una piantina d'ulivo, simbolo di pace e fratellanza. Il ricavato sarà usato per sostenere le attività e i progetti di solidarietà del sodalizio. Nel Levante, sabato 30 e domenica 31 marzo, i volontari saranno presenti con le piantine e le uova di Pasqua in alcune parrocchie di Lavagna, Rapallo, Moneglia, Casarza Ligure, Chiavari, Zoagli e Sestri Levanti. 25 nazioni in 5 mesi per un viaggio lungo oltre 25.000 chilometri è quello che è iniziato da Casarza Ligure per Andrea Bortolotto, 43 anni, fino a qualche giorno fa agente di commercio. Andrea è partito in sella alla sua moto che lo porterà ad attraversare le strade d'Europa e del Nord Africa per un viaggio che prima di tutto vuole essere un andare alla riscoperta di se stessi. Ad accompagnare la partenza di Andrea tanti amici che condividono con lui la passione delle 2 ruote e del viaggio. Vediamo. È sempre stato il mio sogno sin da ragazzo quello di mettermi alla prova per un viaggio del genere. Ho sempre voluto fare inizialmente il giro del mondo, però poi è più lungo come tempi e più dispendioso economicamente, e allora ho ristretto il giro e ho messo in questo giro tutto quello che volevo visitare nella mia vita da motociclista. Dove ti porterà questo viaggio? La prima tappa sarà in Costa Azzurra, poi da lì Camargo, dunque tutta la costa francese, tutta la costa spagnola, fino ad arrivare a Tarifa. Da Tarifa mi imbarco fino a Tangeri e farò tutto il giro del Marocco. Ritornerò su Tarifa, poi farò Portogallo, Spagna del Nord, tutta la parte nord d'Europa, Norvegia, Capo Nord. Capo Nord sarà il punto più lontano del mio viaggio, per poi scendere dalla Finlandia fino a Estonia, Lettonia, Lituania, cioè paesi baltici, Polonia, Slovacchia, Romania, Ungheria, Bulgaria, Turchia, per poi tornare su Grecia, Albania, e mi imbarcherò poi da Dubrovnik per Bari. Cosa lasci partendo?
lascio la vita di tutti i giorni, lascio la mia compagna qui a casa, poi ci vedremo ogni tanto nei vari punti del percorso, durante il percorso. Lascio il mio lavoro, che mi sono appunto dimesso dal mandato, sono agente di commercio, per fare questa esperienza di vita, e poi vedremo quando torno. Sarò sicuramente una persona diversa, perché è un viaggio più dentro che fuori, cioè sì vedere i posti, sì conoscere gente, proprio voglia di mettermi in gioco, di vincere le ansie che ognuno di noi ha nel profondo e anche in superficie, e ritornare diverso e migliore anche. Gli amici ti seguiranno, oltre ad averti accompagnato nella partenza, ti seguiranno anche per tutto il cammino, e potranno farlo anche da casa, via internet, sapere e vedere i posti che toccherai. Sì, certamente, io ho un blog che è motoviaggiando.com, e poi sia su Facebook che su Instagram un profilo che è Motoviaggiando. Attività di alpinismo lento nel territorio dell'Alta Val di Vara da parte dell'associazione Mangia Trekking. Nel corso dell'escursione che si è svolta sono state toccate diverse località: il Passo del Biscia, il Monte Chiappozzo, il Prato Pinello, un tratto dell'Alta Via dei Monti Liguri che attraversa le faggete, l'antica e storica via Mezzacosta, conosciuta con il nome di Sentiero Dubaciccia, ed il piccolo borgo di Codivara. A fare da cornice all'iniziativa una bellissima giornata di primavera che ha permesso di ammirare panorami incantevoli e suggestivi, e con lo spirito di sviluppare manifestazioni a favore dei luoghi prosegue l'importante lavoro degli associati anche nel comune di Varese Ligure, che qui hanno un loro punto di riferimento. Così l'alpinismo lento si propone, ed ancora una volta ha continuato a dimostrarsi, una valida formula turistico-sportiva e culturale che ben riesce a promuovere e valorizzare i luoghi dell'entroterra, le vie sentieristiche e gli antichi borghi. Adesso nella nostra agenda gli appuntamenti in programma per la giornata di domani. Appuntamenti in agenda per mercoledì 27 marzo. Come ogni mercoledì è aperto alle visite il Museo Diocesano. Le opere esposte saranno visitabili dalle 10 alle 12 al primo piano della Curia Vescovile in piazza Nostra Signora dell'Orto 7 a Chiavari. A Palazzo Fasce di Sestri Levante è allestita la mostra dedicata alle antiche tecniche di stampa. L'esposizione, curata dal gruppo Rodolfo Namias, è aperta sino al 31 marzo dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17. Per i corsi di cultura di Chiavari, alle 16, nei locali di Via delle Vecchie Mura, Anna Maria Fiumicelli affronterà il tema 2020 Quale Europa? Nuova lezione dell'Accademia Culturale di Rapallo. Alle 16 a Villa Quairolo Marco Martin parlerà dei regni ellenistici, modelli di modernità del mondo antico. Primo incontro del workshop fotografico curato da Nadia Scanziani alla Biblioteca Vago di Santa Margherita Ligure. L'inizio alle 16, si parlerà della fotografia come linguaggio e come strumento. Prosegue infine a Chiavari il progetto Web Indipendente sui rischi di Internet. Dalle 17:30 in via Rivarola 17 a Chiavari si terrà un laboratorio informativo per adulti dedicato soprattutto a genitori, insegnanti ed educatori. Titolo dell'incontro: Cogito Ergo Digito, il web, opportunità e pericoli per una navigazione consapevole. Per il secondo anno consecutivo, l'Ufficio Pastorale dello Sport della Diocesi di Chiavari ha organizzato una trasferta per assistere ad una partita di Serie A di pallavolo. La meta è stata Busto Arsizio, dove i partecipanti hanno assistito al match tra Milano e Perugia. Nella volontà degli organizzatori condividere una giornata all'insegna dello sport, nei suoi valori sia agonistici sia formativi per la persona. Vediamo com'è andata. Un'intera giornata dedicata allo sport in tutti i suoi aspetti. 3 pullman sono partiti dal Tigullio per assistere alla partita di campionato di Serie A di pallavolo tra Power Volley Milano e Sir Safety Perugia, che si disputava a Busto Arsizio. Al mattino è stato possibile assistere agli allenamenti di rifinitura sotto la direzione del coach della formazione lombarda Andrea Gianni, disponibile a scambiare qualche parere con la comitiva ligure e anche scattare qualche selfie. L'importante è fare sport. La cosa più importante, ripeto sempre, che chi
fa sport si deve divertire. Il risultato è una conseguenza del divertimento e chiaramente anche del lavoro, però uno si deve divertire. Il clima di cordialità si è vissuto anche sugli spalti tra i dirigenti delle due squadre. La cosa importante di queste cose è che mi veniva in mente prima un'immagine, no? Tu ci hai chiesto se potevamo fare questa cosa insieme. La fanno anche i pugili, no? E di solito i pugili la fanno così e noi invece la facciamo dandoci una mano, e quindi adesso lascio a te la parola, ma questo è lo spirito del nostro sport. Il nostro è veramente uno sport, è un'isola felice. Stasera ci saranno ragazzini, famiglie, in tutto un campionato non c'è stato un episodio di violenza, di questo siamo molto orgogliosi. Per la cronaca più strettamente sportiva, il Milano ha battuto il Perugia per 3-2 al tie break, al termine di una gara ad alto livello che ha coinvolto ed entusiasmato il pubblico presente, anche quello proveniente dal Tigullio. Vedi fare delle cose stratosferiche con una naturalezza incredibile, che le rendono quasi semplici, no? Per loro sembra tutto semplice. Io guardo questi gesti tecnici, questi salti, dietro c'è lavoro, dietro c'è tecnica, dietro c'è fisico, eccetera. Sono contento soprattutto perché regaliamo a questi ragazzi una giornata di sport, di vedere delle squadre di alto livello che magari nel nostro territorio in questo momento non ci sono, anche se in passato le abbiamo avuto, e poi possono stare anche un po', passare una giornata un po' insieme, fare un po', come dire, gruppo, comunità, anche con le altre squadre che magari sono abituati più a giocare contro invece che magari condividere qualcosa insieme. Vedremo le interviste di questa giornata nella rubrica Si può dare di più, in onda questa sera alle 21:10 su Telepace 1 al canale 15. E per la scherma, medaglia di bronzo per Andrea Vittoria Rizzi alle finali del campionato universitario statunitense che si sono svolte a Cleveland in Ohio. L'atleta della Chiavari Scherma aveva partecipato come portacolori della St. John's University di New York, dove è stata ingaggiata grazie ad una borsa di studio. Un'altra bella notizia per la Chiavari Scherma è arrivata dalla Cina, dove Giacomo Falcini, a seguito della squadra assoluta di spada femminile impegnata per la prova di Coppa del Mondo valida per le prossime qualifiche alle Olimpiadi di Tokyo 2020, è stato convocato dalla Federazione Italiana Scherma come maestro accompagnatore dello staff azzurro. L'Italia con in squadra Maria Navarria è giunta terza. A Vercelli, infine, in questo fine settimana erano di scena gli interregionali categoria GPG Liguria-Piemonte. I migliori risultati per la Chiavari Scherma sono stati il terzo posto nella categoria bambine fioretto femminile con Aglaia Tassano, classe 2008, e con l'ottavo posto della sua compagna di squadra Chiara Bavestrello, categoria giovanissime spada femminile, classe 2007. E abbiamo visto le foto dei vari podi. Si conclude così questa edizione di Tigullio Oggi. L'informazione torna domani mattina alle 7:30 con la nostra rassegna stampa e continua sul nostro sito teleradiopace.com e sul canale 187 Telepace News. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata.